Vaccinarsi in farmacia. Da ieri è possibile farlo solo in Liguria e solo in 52 farmacie convenzionate. In Veneto questo accordo ancora non c'è. Dal 1° aprile, però, nelle farmacie si potrà prenotare la vaccinazione anti-Covid. Dal 1° aprile c'è un accordo per la prenotazione della vaccinazione, però per fasce d'età, per cui ci sarà un giorno, c'è una determinata fascia d'età e questo lo determinerà ovviamente la regione o la ASL a seconda, penso la ASL in questo caso. Le farmacie, quindi, come punto di riferimento per tutti gli utenti che hanno difficoltà a prenotare online in autonomia. Ruolo di riferimento che da sempre è riconosciuto ai farmacisti. Una precauzione: per la prenotazione è assolutamente necessario fornire la tessera sanitaria con il codice fiscale. Potranno venire da noi in farmacia e noi ovviamente con la tessera sanitaria, si raccomanda la tessera sanitaria perché deve essere introdotto il codice fiscale all'interno, deve essere preciso per cui deve essere letto dalla tessera sanitaria. Devono venire con la tessera sanitaria e si prenoterà il giorno, l'ora in base alle esigenze, all'età, alle patologie. E non è che chiunque, il giovane che viene prenotato, no, perché sarà appunto, ripeto, a fascia d'età.